Si perde quasi il respiro, al limite della tortuosa strada, giungendo sull'orlo degli Iblei, lì dove una stretta curva ascendente dà l'impressione di un trampolino verso il cielo, superato il quale si apre un bellissimo scorcio della piana del Tellaro fino a Ragusa. Sui picchi finali del tavolato, alcuni speroni si ergono digradanti verso la pianura e solo uno di questi emerge di fronte a noi, quasi del tutto isolato come una rocca dai fianchi non molto ripidi e macchiati a tratti da una fitta vegetazione. La strada poi ripidamente discende fra gli stretti tornanti e ci conduce al limite della cava della Signora, la quale separa il colle di Castelluccio dalle morbide pendenze dei confini dell'altopiano. La zona archeologica di Castelluccio comprende un oratorio rupestre chiamato Grotta dei Santi. Un abitato preistorico risalente al 2200 a.C., con accanto una necropoli con tombe a grotticella e infine i ruderi di un castello fatto costruire nel 1300 da Giovanni Landolina come punto strategico per la difesa di Noto dagli attacchi nemici. La cultura di Castelluccio, così denominata dallo studioso Luigi Bernabo Brea, dal sito eponimo di Castelluccio di Noto, è la facies più diffusa e più ricca nel territorio siciliano. L'archeologo roveretano Paolo Orsi la considerò come il primo periodo siculo all'interno della sua griglia storico-cronologica relativa appunto alla Sicilia prenellenica, divisa in 4 periodi siculi. Dal punto di vista socio-economico, i villaggi castellucciani erano organizzati in clan familiari imparentati fra loro e solitamente erano di piccole dimensioni e spesso villaggi di grandi dimensioni sorgevano a distanze ravvicinate presso villaggi di piccole dimensioni, e questi villaggi di grandi dimensioni svolgevano un punto di riferimento per questi villaggi appunto più di piccola portata, come ad esempio luoghi adibiti a particolari attività produttive specializzate, oppure come luoghi adibiti a festival, cerimonie e altro ancora. Solitamente i villaggi castellucciani sorgevano su basse colline o comunque siti pianeggianti, vicino a sorgenti d'acqua e con suoli, e il territorio solitamente era caratterizzato da suoli molto fertili, proprio perché appunto la società castellucciana è una società che si basava principalmente sull'agricoltura, basava il proprio sostentamento appunto sull'agricoltura, sull'allevamento del bestiame e sulla pastorizia. Troviamo anche molti siti castellucciani ubicati poco vicini alla costa, presso l'isolotto di Ognano, nella penisola di Magnisi, che furono appunto considerati, soprattutto da Bernabo Brea, come degli veri e propri empori, dove appunto si stabilivano delle relazioni commerciali, soprattutto con i prospectors egei, quindi con i mercanti egei che erano interessati appunto al commercio della selce, ma anche al commercio dello zolfo. E in questo caso, per quanto riguarda il commercio dello zolfo, è importante ricordare il sito di Montegrande. Viene considerato appunto il santuario officina tipico della civiltà castellucciana, perché appunto è un vero e proprio sistema territoriale caratterizzato da una parte dalle fornaci, quindi dove si svolgevano le attività produttive specializzate basate sulla estrazione e lavorazione dello zolfo, che veniva utilizzato per vari usi, quindi usi cultuali, metallurgici, ma anche per uso catartico, quindi come contro ogni male, ecco.
E poi abbiamo la seconda parte di questo sistema territoriale era caratterizzata dai recinti sacri, in cui appunto furono ritrovati reperti di vario genere, considerati come ex voto, quindi fuserole fittili, rocchetti, pesi da telaio, quindi, ma anche accette in basalto appunto deposte proprio come ex voto dai minatori. Proprio perché la società castellucciana basava, diciamo, il proprio credo religioso sul culto della fertilità, ma anche potremmo dire sul culto degli avi, proprio perché il rito principale, ricordiamo della cultura castellucciana, il rito sepolcrale, ecco, è l'inumazione, la sepoltura collettiva entro ovviamente la tomba grotticella artificiale, che sappiamo era una forma circolare, a volte preceduta da un vestibolo anta, dove si svolgevano varie cerimonie funebri basate su sacrifici lustrali e banchetti funebri. Ma troviamo pure anche l'inumazione secondaria che si basava sulla propria scarnificazione degli scheletri e sul seppellimento, sulla sepoltura di alcune parti più importanti dello scheletro a scopo rituale magico, e proprio per questo appunto probabilmente appunto anche il credo religioso della civiltà castellucciana si basava appunto anche sul culto degli avi. È importante ricordare soprattutto che, come ho detto prima, la civiltà castellucciana si diffuse soprattutto nella parte sud-orientale e il sito per eccellenza a livello archeologico che sia ha dato il nome appunto alla cultura, alla facies appunto più importante dell'antica età del bronzo, è il sito di Castelluccio, appunto nei pressi della città di Noto. E qui l'abitato fu indagato principalmente nel 1890-91 da Paolo Orsi, appunto ne indagò l'abitato, ma diciamo che la sua indagine archeologica si concentrò sulla necropoli che sorgeva, sui fianchi rocciosi, fu scavata appunto nella roccia, quindi sui fianchi rocciosi di Cava della Signora. Come detto prima, le tombe sono appunto a grotticella artificiale, precedute da appunto vestibolo, e presentano in particolare 3 furono scoperte appunto da Paolo Orsi e presentano dei portelli finemente scolpiti con motivi geometrici a spirale. Si pensa forse di chiara derivazione comunque egea, come ci siano stati comunque dei rapporti appunto con i micenei. Però questi portelli, che comunque rappresentavano probabilmente, anzi sicuramente, l'atto sessuale, alcuni pensano una probabile figura umana, ma probabilmente no, non erano visibili, ma erano a sua volta coperti da altri lastroni o chiusini a scopo sempre magico religioso. Poi la maggior parte delle altre tombe erano semplicemente chiuse da lastroni grossolani, privi di decorazione a rilievo. Un'altra importante tomba che si trova alle mie spalle è la tomba del principe, particolare per soprattutto il prospetto architettonico da cui è caratterizzata. Appunto vediamo le lesene intagliate nella roccia, questi piccoli pilastrini, ed è una tipologia di tomba che ovviamente si differenzia perché appunto presenta questo vero e proprio prospetto architettonico dove si svolgevano probabilmente delle cerimonie funebri, quindi sacrifici lustrali, banchetti funebri in onore appunto del defunto. Dopo gli scavi di Paolo Orsi, l'area più alta, quindi al di sopra del costone roccioso di Cava della Signora, l'area fu ulteriormente indagata e appunto furono messi in luce i resti di 3 edifici di vasta portata, quindi veri e propri edifici monumentali,
di cui il primo è a forma circolare ovale e al cui interno furono trovati resti di materiale bruciato, quindi probabilmente legato a pratiche cultuali, e intorno al perimetro furono trovati ovviamente buchi per l'impianto dei pali. Il secondo edificio è caratterizzato da una pianta irregolarmente rettangolare e con all'interno opere di banchinamento. Il terzo edificio, quello più importante a livello architettonico, è caratterizzato da un'area, appunto da un ambiente a forma rettangolare, un piccolo corridoio poi si unisce a due vani lobati, e questo si pensa sia appunto l'area sacra, ecco, il santuario appunto di questo appunto abitato castellucciano. Consiglio vivamente di visitare il sito di Castelluccio, che è un unicum nel patrimonio archeologico siciliano, appunto per soprattutto le tombe monumentali. Ovviamente ci auguriamo che il sito sia fruibile al turista grazie soprattutto a sentieri più ben definiti e anche alla presenza di più cartelloni, perché qui mancano realmente. Anche perché oltre la necropoli sono visitabili pure i ruderi del castello medievale, i resti dell'abitato e anche i resti del santuario appunto sacro, e ovviamente appunto ci auguriamo che le autorità appunto preposte alla tutela del patrimonio archeologico possano renderlo fruibile e visitabile al pubblico. Oggi l'area archeologica di Castelluccio è tristemente abbandonata e molte delle sue bellezze restano sepolte dall'erba o difficilmente raggiungibili per le recinzioni abusive dei contadini. Eppure un richiamo così vivido alla preistoria di quel lontano passato è molto chiaro, così come sono chiare le evidenze di una comunità a tratti resa effimera a causa di un'indifferenza collettiva dilagante.